Sembra che una delle due turbine sia già avviata, probabilmente anche l'altra sta avviandosi, quindi facciamo grande attenzione, mi raccomando, bambini non andate in giro, state qui, venite più vicino per favore, non andate in giro per il campo. Non si passa il pezzo di merda. Noi vedo da qua. Guarda che ne vuoi volo. Ancora i preparativi, sembra che proceda tutto bene, quindi il motore è già in moto, quindi probabilmente si sta tenendo l'avviamento del secondo motore. Dio, buono che ne vola? Sembra una monata. Cavalletto mi vuoi a casa? Beh, ma... scusa, tua sorella, la cantante, in Carioia. Mi dicevo che il coglione che passa prima. Senza pa massa per tempo? Vabbè, dai, tanto farà 5 minuti di volo, se non si schianta questa aria qua. È già volta buona che lo butta via. Ecco un altro che passa davanti. Ciao. Ci siamo, ancora un attimo di pazienza. Giorgio, dacci qualche notizia. Sì, qualche notizia, adesso quindi. Può finire batteria proprio lei. Che sfiga! È stata una lunga attesa, ma speriamo appunto che vada tutto bene, che si veda poterlo volare, Ancora? No? Va. Quindi... Giorgio, dai tutto vicino! Dai, devi andare! Quindi, se Giorgio adesso si va tutto bene. Mi raccomando sempre, siamo defilati, mi raccomando. Soprattutto perché decollerà da destra verso sinistra. Come va? Quindi... Arrivare te.
Eccoli là, i controlli sono stati effettuati, funzionano tutte le superfici. Bene, venite indietro, arretriamo. Areta, Franklin, venite, chiamali tutti quanti che rimanga la pista libera. Per il sull'argine ne sono stati avvisati. Da 1 a 5 a 20. Adesso basta io ho visto, 10 40. Ecco che si porta in questa pista con il naso abbassato, il muso del concorte abbassato come un classico, come è giusto che sia, e dà modo ai piloti di vedere la pista, anche se qua il pilota si cammina dietro al concorte. Bravo. Siamo pronti. Vedo che parte quello là. Che altro dove trovare batterie? Eccolo. Adesso controlla, fa gli ultimi controlli di rito. Bestia che mischia. Spettacolare, spettacolare, che bella, guarda che bella foto, sì, bello, bello, bello. E quindi è in volo il contorno, avete visto con quanta maestria e capacità il sito Erlinger, con ormai la sua abilità di pilotaggio a portare in volo e attaccare prepotentemente le ruote, quindi ha motore da vendere. Bestia? Ottimamente, cioè 4 turbine, quel surplus di motore che serve al decollo. Guardalo come sta arrivando. Come un missile. Dai che è arrivato a fare il decollo. Splendido, British Airways, fantastico, veramente un gran bel modello, coraggioso il modellista a realizzare un modello di queste dimensioni, soprattutto di questa difficoltà, e poi appunto con questo compicello primaverile non è che sia facilissimo, sì, comunque lo aiuta molto questo fatto, ma penso chiaramente che con la stessa capacità di pilotaggio questo aeroplano dà grande soddisfazione al suo costruttore e lo vediamo piuttosto tranquillo e soprattutto concentrato nel pilotaggio. Ecco che ha riabbassato il muso un pochettino.
indietro, così, attenzione quindi, tutti indietro, chi perde quota. Dio Cristo, vaffanculo, Una turbina, dai, purtroppo si era spenta, era riuscito a fare tutto il giro e contavamo di vederlo riuscire ad arrivare all'atterraggio, ma purtroppo quando ha messo il muso al vento probabilmente il vento era troppo forte per